Rimanendo all'avanguardia, anche in questo caso noi stiamo cercando di conservare la storia di questo ospedale ponendolo all'avanguardia tecnologica e all'avanguardia anche culturale. Venezia è identificata come capitale mondiale della sostenibilità, con una parte importante di questa città nel contenuto sociale, culturale ed economico di questa città. Non ci potevamo sottrarre dall'essere parte attiva nel dichiarare diventare in questo percorso. In questo caso ringrazio la Regione, in particolare l'assessore Lanzalini, che ha condiviso questo percorso e questa scelta di porre come punto avanzato Venezia e in particolare l'ospedale di Venezia come luogo di primo la compatibilità di quello che noi facciamo con il contesto. Un contesto nuovo che deve essere in sintonia con il mondo che lo circonda e, trattandosi di Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, in sintonia con Venezia sostenibile. Io adesso do la parola al mio vice, altre realtà pubbliche che stanno facendo questo tipo di intervento, però come stiamo lavorando e siamo stati anche lì abbastanza lungimiranti sul bilancio di genere, anche su questo bilancio che mette in relazione con il mondo. Potevano essere le imposizioni standard con cui non deriva. Scusate questa intervista. E poi un'altra cosa, avete visto, io ho acceso il dottor Po e l'abbiamo spento subito, ma posso dirvi che ho fatto una dozzina di visite a tutta la parte monumentale, la scuola grande di San Marco, iniziative che fa questa azienda US sul tema monumentale. Ma veniamo al bilancio di sostenibilità. Corretto l'introduzione che ha fatto il direttore generale, questo è il secondo bilancio, diciamo, fuori dai generi che fa l'azienda Ruskell. Abbiamo la capitale mondiale della sostenibilità, ma anche perché Venezia è interessata a una notevole messa di lavori che con dei finanziamenti estremamente importanti che verranno messo a mano, toccherà, perché è la prima iniziativa in termini di sostenibilità a mio invento. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.